Oggi siamo nello studio del pittore Giordano Flore Ancig per intervistarlo. Allora, Tommaso è nel tragico terremoto del 76 per lui. Frequentavo dei amici artisti veri, e io un autodidatta senza nessuna scuola, ci si trovava in osteria, io scarabocchiavo sulle tovagliette di carta, così questi artisti così vedevano già la follia nei miei volti, ma non sapevo mai se mi prendevano in giro o era una cosa seria, ma era una mia passione e continuavo a fare di nuovo questi scarabocchi dei voti, e così dopo un po' di anni a casa mia, che ormai c'erano le tele anche sotto il letto, mia figlia a mia insaputa ha spedito un quadro a un concorso 25 anni fa e ho vinto il primo premio, e da quella volta diciamo che la cosa si è fatta un po' più seria, ho cominciato ad aprire i primi studi e sempre di più, e adesso mi sono ritrovato qua in Capannone a lavorare e è cominciato a diventare un impegno un po' più serio. Allora, dipingo volti, i volti delle persone mi hanno sempre incuriosito. Perché? Perché abbiamo due occhi, due orecchie, un naso e una bocca. Siamo in 8 miliardi e ci riconosciamo dal volto, siamo tutti diversi, è una cosa impressionante se ci si pensa. E io deformo questi volti, uso molta materia, i miei quadri stanno un anno e mezzo che si asciughino prima di poterli portare fuori o esporli. Ecco, come si può vedere, questi volti hanno molta materia e devono stare anche un mese e mezzo stesi per terra in modo che non cada giù il colore. Il colore è solo a olio, e la pittura diciamo che non uso molto i pennelli se non solo per il primo disegno, il resto uso altri attrezzi, dalla castruola, tanti attrezzi che non hanno niente a che fare con il mondo dell'arte, ecco, per capirci, anche la scopa di saggina se serve. Tutto è cominciato con delle mostre a livello regionale, seguendo queste città. Poi diciamo che una svolta un po' importante è stato quando ho visitato la Biennale di Venezia e non ho trovato più un quadro, c'erano solo installazioni, performance, video, foto. E allora, quando sono tornato in studio, erano 147 quadri, li ho bruciati tutti, perché probabilmente a loro non gli interessava più i quadri. Dopo questa performance mi ha chiamato Sgarbi alla Biennale di Venezia nel 2000, nella 54esima Biennale, 2011 penso, e lì abbiamo tornato a bruciare altri 150 quadri, erano i 150 anni, e da lì diciamo che dopo sono partite le mostre a livello nazionale, per cui lavoro molto a Milano, poi anche all'estero, a Vienna, Bruxelles, Losanna, Klagenfurt, insomma, ogni giorno nasce qualcosa, diciamo che quasi è partito tutto da questa performance dopo aver bruciato questi quadri. Il mio lavoro adesso si arricchisce di una novità, con la mostra di Udine che è la prima, che i miei quadri cantano. Cosa vuol dire? Abbiamo avuto questa idea con il giornalista Gianmarco Aimi dei Rolling Stones e abbiamo chiesto a dei musicisti nazionali, dei professionisti, che compongono sia la musica che le parole guardando questo quadro. Questo un po' anche perché nel terzo millennio è giusto che nelle opere d'arte ci sia anche la tecnologia, per cui grazie a un QR code con gli smartphone uno può sentire la musica di quel quadro nelle mostre, come lo può sentire a casa o col QR code che c'è sul catalogo.
e i musicisti sono molto entusiasti di questo lavoro, anche perché anche per loro è una novità ed è un progetto che penso che avrà un seguito, c'è qualcosa di nuovo che emoziona sia me che il fruitore dell'opera stessa. Una camicia rosa, se mi piace il rosa, e allora andrà tutto bene. Un volto misterioso, cosa mi dirà? Sì, sì, mi piace, sì, proprio a me. Il mio rapporto con Butlio è cominciato prima di avere lo studio qua. Io avevo i miei amici storici qua a Butlio che frequentavo prima e frequento ancora. E lo studio è venuto 11 anni fa. Questa è una distilleria di Butlio, che non credo che si possa trovare un posto migliore per un artista, una ex distilleria, penso che sia il top. Allora diciamo che per i fruitori dovrebbe essere anche per me un nutrimento dell'anima, ma per me è veramente un antidepressivo. Per una esultanza, brinda, versa